TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la politica. Il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito il periodo entro il quale dovranno svolgersi le prossime elezioni regionali. Ringrazio il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto, dichiara il presidente della regione Luca Zaia. Il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio. Verrà quindi indicato entro i termini temporali previsti dalla legge la data delle elezioni. La Regione del Veneto, continua Zaia, è già al lavoro con spirito di servizio e responsabilità per garantire che i cittadini possano esercitare il loro diritto democratico in un contesto di piena efficienza, preparazione e ordine istituzionale. L'obiettivo è quello di assicurare a tutti i veneti un processo elettorale trasparente, partecipazione, ben organizzato e all'altezza dell'importanza che questo appuntamento rappresenta per la vita democratica della nostra comunità. E rimanendo in tema, il parere del Consiglio di Stato ristabilisce con chiarezza ciò che abbiamo sempre sostenuto. La legge nazionale, come è ovvio, prevale su quella regionale e se la legge nazionale aggiunge che la durata degli organi elettivi delle regioni è di 5 anni, allora 5 anni devono essere, non 5 anni e 7 mesi, né 8 né 9, 5, punto. Lo dichiara Andrea Martella, senatore e segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, commentando il parere della sezione del Consiglio di Stato sulla nota della Regione Veneto sul conflitto tra legge regionale e nazionale. Si chiude finalmente, prosegue Martella, un tentativo surreale del centrodestra veneto di creare confusione aprendo un fronte artificiale e strumentale sulla data delle elezioni regionali. La scadenza naturale è fissata dalla legge e cade nell'autunno 2025. Ora, conclude, si fissi finalmente la data del voto, come prevede la legge, e si restituisca ai veneti il diritto di scegliere il proprio futuro. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Venezia, nella seduta odierna, ha approvato la variante 67 al piano degli interventi relativa al riassetto urbanistico dell'area della casa da gioco di Tessera, Canoghera, attraverso la definizione della destinazione d'uso appropriata, ovvero ZTO a standard F17 casa da gioco e attività connesse. La variante, già adottata nella seduta dell'11 luglio 2024, regolamenta l'area, permettendo l'insediamento di qualsiasi tipo di funzione correlata all'attività del casinò. Inoltre, ai sensi della legge regionale 14 del 6 giugno 2017 sul contenimento del consumo di suolo, la variante non va a erodere la quantità di suolo assegnato dalla Regione del Veneto al Comune di Venezia, in quanto i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico sono sempre consentiti. Passiamo agli spettacoli. La Biennale di Venezia si congratula vivamente con la regista Maura Del Pero e con la produzione di Vermiglio, film Leone d'Argento, Gran Premio della giuria all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2024, per la conquista ieri sera a Roma di 7 David di Donatello, miglior film, produzione Cinedora con Rai Cinema e partner internazionali, regia, prima volta nella storia dei David a una donna, sceneggiatura originale, fotografia di Mikhail Kritzman, sonoro di Dana Farzanepor, Hervé Guiadé e Emmanuel de Boissé e casting di Maurilio Mangano e Stefania Rodà. La Biennale si congratula altresì con Francesco Di Leva, vincitore del David come miglior attore non protagonista per il film Famiglia, anch'esso presentato in prima mondiale all'81esima Mostra di Venezia nella sezione Orizzonti. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.